chiesto ai miei un sacrificio che li ringrazio, gli ho detto guardate, a me non interessa, lo facciamo il primo, ancora gli impianti sono chiusi, non abbiamo nessuna scusa per nessuno, a me sembra una data pulita e purtroppo non riuscivamo a anticipare ancora di più perché non ci stavano con i tempi e c'è tutto un tema di pubblicazioni. Per questo è il primo, non c'è nessuna strategia dietro. Le polemiche, o se si preferisce sfumare i toni, il confronto dialettico che si è aperto con l'indizione del referendum sulla separazione di Venezia e Mestre non vive delle sole differenze d'opinione tra chi preferisce lo status quo alla creazione di due comuni distinti e viceversa, ma in un clima che si preannuncia rovente persino la data stessa della votazione. La consuetudine prevede non si voti per un cambiamento di confini amministrativi nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Comunale e con l'elezione del nuovo sindaco a primavera, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ribaltando quella del TAR ha dato il via libera al referendum, le ipotesi di voto erano due, o entro il Natale di quest'anno o nel 2021. Il 1° dicembre, fissato dalla Regione, ha però scontentato chi lamenta poco tempo per la campagna elettorale, ma in un certo senso, sostiene Zaia, quella data era inevitabile. L'8 dicembre è l'Immacolata e direi che non sarebbe stato sostenibile dovevo convocarlo entro il 15. Il 15 è a ridosso di Natale, avremmo sentito dire poi che l'alibi di dire che il referendum non ha avuto esito perché ce l'hanno convocato furbescamente a ridosso di Natale. Penso che il 1° dicembre sia una data pulita, non c'è nessun impegno, le piste da sci sono chiuse, per cui nessuno ha niente da dire. Il presidente della Regione ribadisce una posizione super partes. Nel rispetto di tutti i cittadini, non l'ho mai fatto con nessun referendum in Veneto per le fusioni dei comuni, figuratevi se lo faccio adesso. Il referendum è convocato nella prima data utile, evitando anche, come si può dire, di creare impiccio con convocazioni fatte, che so, l'8 di dicembre piuttosto che il 15 dicembre che è praticamente a ridosso di Natale.